Salve, buonasera. Vi saluto tutti quanti. Volevo soltanto dirvi che mi propongo come nuova poeta di saggi brevi oppure chiamiamoli stil novo o se volete potete chiamarla prosa. E questi tipi di poesia non viene considerata come qualcosa di solito, ma bensì un'insolita macchietta, perché il mio modo di lettura e il mio modo di appropinquarmi a questo tipo di novità equivale a un qualcosa che non è consono, non è capito e quindi la maggior parte delle persone condivide le mie poesie in modo così frivolo, senza rendersi conto che poi l'importanza di questa cosa può essere a livello mondiale. Vi dico questo perché ho avuto un mentore e sono stata musa di alcune persone che mi hanno considerato e mi hanno valutato come un istrione. E questo fatto ha portato a me dei vantaggi non poco vistosi. Infatti io mi sento ricca di autostima e ricca di personalità. Nel mio modo di esprimermi non è sempre comprensibile o sempre comprensivo a tutti. Infatti vorrei nelle prossime volte che registro questi video, questi short, spiegarvi il come vanno lette le mie poesie e il come vanno capite, perché nell'esprimermi così in modo caustico, in modo statico, in modo informale, non sempre appunto vengo compresa e alcuni sostengono che la mia sia un tipo di scrittura a livello basilare, elementare, alcuni sostengono invece che debba essere studiato a livello psicologico, a livello neuromentale e vi dico che tutte queste sono verità, però c'è alla base una personalità molto forte, spiccata, che è il mio io. Nel mio essere, con tutta la mia consapevolezza dell'essere umano, so perfettamente e sono in grado di discernere e scegliere cosa dire e come dirlo. Quindi voglio dire, niente è casuale, tutto è pensato, voluto ed è di intelletto. Se qualcuno non capisce qualcosa, vi verrà spiegato ad oltranza perché non basta magari una sola volta ascoltare le mie poesie, a volte bisogna riascoltarle anche due o tre volte in modo di capire tutto e anche il fatto che io sia così fredda nel parlarle, nel raccontarle, nel descriverle, nel ripeterle e il fatto che io le legga su un tablet perché ho il mio tablet in cui le scrivo e poi ovviamente le rilego a voi pubblico. Questo comporta una difficoltà per me perché memorizzarle tutte, siccome è un libro, che sono 4 libri di poesie che io non ho ancora stampato per pigrizia, vi dico, sarebbe interessante per me stamparli sicuramente, anche per immetterli nel mercato e avere quindi un vantaggio economico, ma per me è pura
essere me stessa e poter descrivere quello che sento. Finora ho preso in considerazione anche questa opportunità e vediamo magari un domani o dopo se qualcuno è interessato a pubblicarle in dei testi fatti cartacei, insomma, oppure fatti a livello di internet. Io comunque intanto scrivo perché comunque sono portata a fare questo. Sono fatta per questo, perché senza volerlo mi ritrovo ad avere una mente vulcanica. Chi piace, chi non piace, ovviamente non pretendo di essere amata da tutti, io ho chi mi ama, mi segua e vediamo se l'apparire dell'essere, visto che il titolo è Essere e non apparire, il titolo del libro, se apparire e l'essere vale qualcosa, allora vedremo di rincontrarci in questa visione, in questa versione che è appunto lo guardarsi negli occhi e esprimere ciò che si pensa. Ditemi pure i vostri commenti, ditemi pure cosa pensate. Io sono una persona libera e vi lascio qualsiasi opinione. Un saluto, a dopo. Ciao ciao!